Si sono conclusi ieri, sabato 29 agosto, le attività di Giffoni Film Festival, il più importante festival del cinema per ragazzi che già da alcuni anni coinvolge nelle attività anche la rete di scuole sandonatesi. Le attività dei 10 giorni di festival hanno coinvolto gli studenti nelle 3 fasce di età più 13, più 16 e più 18 anni nella visione e nella votazione dei film in concorso e sono state ben 47 le pellicole internazionali valutate quest'anno dalle giurie di ragazzi. Le tematiche delle produzioni selezionate hanno riguardato la ricerca dell'identità, la complessa relazione genitori-figli, la lotta per i diritti, la violenza, l'amore e la solitudine, ma anche l'omofobia, il razzismo e il rapporto con il diverso. Hanno quindi fatto seguito alle proiezioni i dibattiti e gli incontri con i talent e i registi, il tutto in collegamento diretto con Giffoni Valle Piana, vivendo così da protagonisti l'esperienza e le emozioni del festival. È stata un'ottima esperienza, i ragazzi si sono divertiti davvero molto, si sono resi conto di far parte di un progetto importante come quello del Giffoni Film Festival. Per la prima volta a San Donà di Piave si è insediata una regia che potesse visionare e poi selezionare dei film per Giffoni. Le soddisfazioni per l'hub di Giffoni San Donà di Piave Experience non finiscono poi qui. Insegnanti e ragazzi infatti hanno ricevuto proprio in questi giorni l'invito dalla Regione del Veneto che il 5 settembre li ospiterà alla 77esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per presentare le attività svolte in questi anni a San Donà di Piave, dopodiché le attività continueranno ulteriormente. La seconda tappa si terrà a ottobre per quanto almeno riguarda San Donà di Piave, avremo come ospite il direttore e fondatore di Giffoni Film Festival Gubitosi. Ultima tappa sarà quella di dicembre dove ospiteremo qui a San Donà la giuria dei più 6 e dei più 10. Quello ideato da Giffoni 50 anni fa è un festival interamente dedicato ai ragazzi e che li vede coinvolti anche negli aspetti organizzativi. A San Donà di Piave, per esempio, sono circa una trentina quelli seguiti dagli insegnanti che coordinano le varie aree di lavoro. Complessivamente sono circa 30 ragazzi che lavorano nei gruppi che si occupano di diversi aspetti della comunicazione, quindi andiamo dall'organizzazione dell'evento, andiamo ai social che curano la comunicazione sia in Facebook che in Instagram e comunque tutta la comunicazione del nostro evento, abbiamo il gruppo grafica, abbiamo il gruppo produzione e quindi il gruppo segreteria che si occupa sia della parte organizzativa prima, delle iscrizioni eccetera, sia della parte poi di accoglienza. Quindi i livelli sono di vario tipo e anche gli aspetti di cui ci si occupa e in questo modo abbiamo occupato gli studenti anche mettendo a frutto le competenze acquisite nelle varie tipologie di scuole. Ricordiamo che in questo progetto collaborano quasi tutte le scuole superiori della rete di San Donà. I ragazzi quindi sono protagonisti di questo particolare evento. Qui alle mie spalle poi vedete per esempio il gruppo produzione che si occupa sia delle riprese video e foto sia del montaggio che poi in collaborazione con il gruppo social pubblicizza tutta l'attività fatta a San Donà.